Buongiorno Taglio di Po, capita che sei a una gara di ciclismo e trovi un amico, Gigi Maestro. Perché lo intervistiamo? Perché Gigi, parlaci un pochino, 8 anni fa cosa è successo? No, 3 anni fa. 3 anni fa. Pieno lockdown, ero sotto controllo all'IEO, Istituto Tecnologico Europeo, quello di Umberto Veronesi, e giorno 8 maggio 2020 sono stato operato tumore pancreas. Tanto per cambiare, e tanto per stare sul leggero. Però oggi sei qua, ti fai una gara e quindi è un segno di speranza per tutti quelli che magari hanno avuto questo incidente di percorso e magari fisicamente si sentono abbattuti, psicologicamente. Tu sei un bel esempio di speranza e di dover lottare e poi arrivare a fare la gara. Tra l'altro sei stato uno dei primi a arrivare dopo 68 km. Grande Gigi. Non ti voglio emozionare. Però ti faccio vedere il tuo, ecco qua. Quindi ragazzi, se vi capita, perché purtroppo nella vita l'incidente capita sempre, bisogna metterci la speranza e la forza del mio amico Gigi. Buon appetito!